Dobbiamo investire in cultura, dobbiamo investire nella formazione dei giovani, perché se non risolviamo il problema dei giovani, questo paese, questa terra non ha futuro. Parole del presidente Napolitano, ma ha detto anche qualche altra cosa. Dobbiamo ripensare lo sviluppo per la Sardegna e per il Mezzogiorno. Nuove politiche industriali, nuove politiche di intervento per la creazione di imprese e lavoro. Marco Meloni, presidente del Consiglio degli studenti dell'Università di Cagliari, giusto? Dico bene. Allora sì, noi abbiamo scelto di scrivere e consegnare una lettera al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Avremmo avuto piacere di incontrarlo, non è stato possibile, ma non abbiamo rinunciato alla possibilità di apportare il nostro contributo contenutistico e la nostra esperienza. È il racconto di una condizione giovanile studentesca drammatica, è un racconto di una vergognosa violazione del diritto allo studio in Sardegna più che in Italia più che in tutto il resto del mondo. È la storia di una difficoltà di accesso al lavoro e quando vi si accede di una scarsa tutela dei diritti, è la storia di una mancata possibilità di costruire un progetto di vita, è una storia di ricerca di dignità. Sì, forse ancora più che difesa della dignità stessa, ormai dobbiamo ricercarla. Se posso mi soffermo su due dei punti che abbiamo toccato nella lettera. Uno è appunto che avete letto davanti al presidente Napolitano, no, gliel'avete data? Non è stato possibile per motivi di protocollo. Gliel'avete data però? Speriamo poi abbia avuto modo di leggerla, perché di fatto la situazione è molto grave. Mi soffermo sul diritto allo studio in particolare. Mi soffermo su quei tagli che a livello nazionale incidono tanto, in Sardegna fanno ancora più male. Mi soffermo sul fatto che l'Italia abbia un investimento nel diritto allo studio che è uno tra i più bassi d'Europa e che il governo Berlusconi con uno degli ultimi provvedimenti ha tagliato del 95% i fondi per le borse di studio. Però riconosco che i problemi ci siano e siano tanti anche a livello regionale. Fra l'altro state discutendo la finanziaria, noi avremo tanto in ansia per capire quanto sarà il finanziamento che verrà concesso al diritto allo studio, quanto le borse di studio. Ciò che sappiamo adesso è che sarà di 2,5 milioni di euro, il che vuol dire una riduzione drastica delle borse di studio. Ricordiamo che le nostre borse di studio sono le più basse in tutta Italia a livello di importo e i nostri requisiti per accedervi sono tra i più penalizzanti, perché si chiede un livello di ISEE che è molto inferiore a quello che è la soglia di vita dignitosa di una famiglia. Ci chiediamo anche se all'interno della finanziaria poi c'è il finanziamento degli assegni di merito che non vengono pagati dal 2009 e vorremmo capire come un supporto al diritto allo studio, un supporto comunque al merito ai ragazzi possa essere dato dopo 3 anni, quando magari questi ragazzi alla carriera universitaria l'hanno già dovuta abbandonare perché magari sono figli di cassa integrati o perché magari sono figli di quei tanti che non hanno neanche il supporto della cassa integrazione perché magari avevano una piccola impresa che è fallita. L'altro punto su cui ci soffermiamo è quello del lavoro. Abbiamo il 19% degli occupati sotto i 30 anni in Sardegna ed è drammatico come sia difficile accedervi, ma soprattutto ancora più della cifra così bassa è drammatico quanto per trovare un lavoro poi si debba cercare e accontentarsi di un lavoro che mortifichi anche quello che è stato il percorso di studio e anche quello che è stato l'investimento sullo studio delle famiglie e dello studente stesso. Grazie Marco, appassionato ma anche urgente, perché insomma hai portato quelle che sono le esigenze, credo proprio della stragrande maggioranza dei giovani sardi, quelli che stanno ancora studiando e quelli che magari saranno costretti per scelta o per costrizione ad andare via. Sì, la mia più che altro era una puntualizzazione che volevo fare all'assessore Zedda. Lei parlava di digitalizzazione della scuola, un'innovazione che per quanto mi riguarda è abbastanza inutile laddove il problema che abbiamo in Sardegna sta alla base dell'istruzione, lo ricordava bene la rappresentante del sindacato, però io volevo porre un attimino l'attenzione su la domanda sì, sulla questione che in Italia è adesso sotto i riflettori, ossia questa fantomatica riforma dell'articolo 18 della legge 300 del 70 che
che lei dovrebbe conoscere abbastanza bene. Ecco, siamo sicuri che in Italia in questo periodo necessiti di una revisione del mercato occupazionale in uscita, o sia più ragionevole effettivamente una revisione del cosiddetto lavoro in entrata? Cioè, il problema della precarietà di noi giovani sta nelle assunzioni o sta nei licenziamenti? Lo vogliamo leggere questo articolo 18? Vogliamo sentire? Ma non è lei che se ne sta occupando nazionalmente. Però io faccio la domanda ovviamente al rappresentante della Regione. Certo.